Buonasera amici del basket catanese e benvenuti a questa nuova partita di Serie C femminile. Siamo al Pala Galermo. Oggi si affronteranno la Rainbow Team Viagrande e San Matteo. Io sono Alessandro Randazzo, con me Roberto Quartarone che ci introdurrà un po' a questa partita. Ciao Roberto. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono live appunto sul basket catanese, sul Team Rainbow Viagrande su Facebook. Dunque, 12ª giornata in realtà questa qua, è un recupero, il campione è già finito, già quasi tutti i verdetti sono dati, manca soltanto appunto quest'ultima partita, quest'ultimo recupero tra Rainbow e San Matteo. Diciamo subito che la situazione di classifica è abbastanza chiara, Aiva Team è prima, seconda appunto una tra Rainbow e San Matteo, adesso vi spiegherò un po' la situazione, terza appunto una delle due e quarta Stella Palermo. Saranno queste le 4 squadre che faranno parte della post-season, dei playoff per andare a spareggiare e poi per andare in Serie 2. Cosa prevede questa partita? All'andata la Rainbow ha vinto di 10 punti in casa del San Matteo. Dunque, al momento la Rainbow è avanti negli scontri diretti e San Matteo, se vuole chiudere secondo, dovrà vincere di 11 qui al Pala Galermo. Cosa cambia? Cambierebbe tanto perché poi nella semifinale playoff si partirebbe con lo scontro diretto a favore e quindi con il fattore campo a favore. Dunque, possibilità sono le seguenti: Rainbow vince, chiude a 20 punti, San Matteo vince, chiude a 18 come la Rainbow, ma se vince con meno di 11 punti di scarto, comunque la Rainbow passa. Se invece passa avanti appunto San Matteo, passerebbe come seconda classificata. Prima già Aiva Team Ragusa che giocherà contro la Stella Palermo con il fattore campo a favore, semifinali finali con appunto il meglio delle gare. Le altre 3 squadre, ovvero Rescifina, Cus Unime, Unime e basta, e Catene Basket faranno una coda a fase orologio per un pochino classificarsi e capire meglio come funziona. Vado a leggervi formazioni in campo e poi minuto di silenzio. In maglia bianca attaccherà dalla sinistra verso la destra degli schermi numero 4 Giorgia Guerri, numero 9 Elise Bombo, numero 10 Giulia Spampinato, numero 14 Giuliana Lamanna, numero 19 Vicky Carabazza. Dall'altra parte, in maglia blu dalla destra verso sinistra del teleschermo, attaccheranno numero 20 Simona Cascio, numero 10 Ilenia Certomà, numero 14 Simona Grillo, numero 6 Flavia Lombardo, numero 15 Manuela Raffaele. Particolarità: la numero 6 della squadra di San Matteo, Flavia Lombardo, è un ex della gara perché ha giocato in maglia Rainbow Catania uno scorcio di stagione qualche tempo fa, nonché sorella di Martina, che salutiamo. Ciao Martina. Ciao Martina. Adesso quindi ci prepariamo al minuto di silenzio, dopodiché ci godremo questa nuova gara di Serie C femminile. Minuto di silenzio, ricordiamo, per la guerra, cioè sì, contro la guerra in Ucraina. Ovviamente non a favore. E in ogni caso sappiamo che durerà per tutta la durata del conflitto, comunque non c'è un limite a questo minuto di silenzio. Quindi siamo pronti, si presentano per la palla 2, la numero 19 della Rainbow Carambazza e la numero 14 Grillo. Tutto è pronto, l'arbitro lancia su la palla ed è il primo possesso della San Matteo. Vediamo subito un'incursione che però finisce senza fallo fischiato e quindi la Rainbow ha la possibilità di incominciare più serenamente proprio con il capitano Guerri. Vediamo subito una serie di blocchi portati alle compagne. Alla fine si opta per la giocata da dentro di Lamanna, che inizia subito con un fallo subito. Saranno 2 tiri liberi per lei. Nel frattempo introduciamo anche la squadra arbitrale. Sì, la squadra arbitrale abbiamo come arbitri Federico Catalano, che sta in questo momento al tavolo, sta parlando appunto col tavolo per spiegare qualcosa.
Andrea Crisafulli sotto canestro, quindi Catalano di Pedara, Crisafulli di Mascalucia. Al tavolo invece abbiamo come segnapunti Dario Luppino, il delegato di Catania della FIP Catania, al cronometro Letizia Gerrizzo e al 24 Matteo Longi e Letizia Gerrizzo, esordienti di quest'anno. Bene. Nonché ex arbitro Matteo, anche Letizia è ex arbitro. Sì. Matteo ce lo ricordiamo qua a Catania. Esatto. Non ricordo di più, ora parleremo con l'ufficiale di campo per qualche minuto, sì, dai. ma godiamoci. Primo questi errore di momenti. Gian Lamanna. Eh sì. Primo errore ai liberi, il secondo va meglio, quindi primo punto della gara segnato da Lamanna per la Rainbow, 1-0. Può ripartire così la squadra, appunto San Matteo. Vediamo il palleggio non troppo sicuro, qui riesce, per un attimo sembrava, no, Si è fatta qua malissimo, si è fa fatta molto malissimo male. Manuela Raffaele, che ha sbattuto contro Sì, l'inferriata, diciamo. l'inferriata. Si tocca il fianco, probabilmente qualcosa alle costole. C'è il medico Carmelo Cerdello, nonché dirigente della Catania Basket, che stanno andando a controllare appunto cosa sia successo. Probabilmente un colpo durissimo contro l'inferriata. Sì, perché si vede che non stava completamente guardando dove andava a finire, era concentrata sulla palla, diciamo si è buttata per salvarla, però Esatto. è finita rovinosamente poi sull'inferriata. Diciamo anche Manuela Raffaele, una delle giocatrici più esperte di questa Serie BC unica, nonché diciamo una bandiera del basket messinese. Non è una che tira indietro il corpo, la mano quando si tratta di giocare, è una che si butta fino all'ultimo secondo per cercare di prendere sempre i palloni anche più disperati. E qui lo Sì. sport è anche questo, purtroppo. Qui sicuramente ha visto che c'era molto spazio comunque fra la linea e poi appunto questo sostegno esterno, però Esatto. Vediamo un attimino risparmiamo il resto dell'aiuto, diciamo, alla ragazza. Ci mettiamo un attimino in pausa, aspettiamo, vi faremo ovviamente sapere fra poco come va. Mettiamo muto. Ragazzi, rientriamo
Solo per dirvi che Manuela si è rialzata, Raffaele si è rialzata, però la situazione è stata che ha sbattuto la testa contro il ferro della ringhiera, a parte la costola, quindi chiaramente il colpo è stato molto molto duro. Ora si è rialzata, è stata ritornata in panchina, dunque in ogni caso è tutto, da questo punto di vista va bene. Ora ci stiamo informando se verrà chiamata un'ambulanza, chiaramente, anche perché in un primo momento ci siamo preoccupati tutti quanti abbastanza e abbiamo staccato anche per questo. Ora i medici sono intervenuti, sono avvicinati, poi cercheremo di capire anche un attimino la situazione qual è, vi terremo ovviamente informati per farvi sapere come sta appunto Manuela Raffaele, che ha avuto questo infortunio. Entra in campo intanto con numero 9 Giulia Ingrassia, al posto appunto di Manuela Raffaele. Ale, da medico cosa dici tu? Sì, no, non mi esprimo anche perché non ho visto completamente il colpo, a quanto pare... Sì, noi eravamo coperti qua dalla... Sì, poi vedevamo anche un po' la palla dove finiva, se l'aveva salvata. Esatto. Quindi sì, ci hanno detto che ha sbattuto più che altro anche la testa, noi avevamo pensato all'inizio soltanto la parte delle coste, possiamo dire, se la toccava, però a quanto pare anche la testa. Ora vediamo, più avanti ci daranno notizie. Un secondo, vado a informarmi su questo, torno subito. Quindi la gara nel frattempo riprende con Guerri, vediamo, cerca il passaggio dentro, qui prova il salvataggio Carambazza ma non riesce, quindi San Matteo può ripartire con questa nuova azione in attacco. Vediamo la difesa stretta da parte della Rainbow, poi vediamo una serie di passaggi, adesso Certomà è in possesso della palla, Lombardo fuori per Ingrassia, dentro stavolta per Cascio, che con un movimento d'esperienza riesce anche a guadagnare questo fallo, proprio subito il fallo appunto commesso da Carambazza, e quindi sarà rimessa. Allora, per tutti quanti il dottor Ricciardello mi ha un pochino rassicurato, perché ha detto che è stato appunto un colpo all'emitorace e alla testa, ma non è niente di in realtà di grave, veramente di grave. Dice se la cosa è stato un duro colpo, però. Esatto, non hanno chiamato neanche un'ambulanza, Okay. quindi probabilmente è un colpo, proprio appunto il colpo, la paura possibilmente della situazione, ma in ogni caso la ragazza sta bene, non sta male, va. Sì, anche perché quei colpi lì ti danno quella sensazione di non poter respirare, forse questo è stato. Esatto. Qui tiro di Cascio, Sì. rimbalzo. Torniamo alla partita, adesso la palla qui sprecata in attacco con un passaggio poco sicuro, sia il passaggio sia anche la ricezione da parte di San Matteo, e quindi la Rainbow di nuovo in possesso palla con Guerri che guida le sue compagne. Adesso vediamo il blocco, prova il taglio Carambazza, prova anche a prendere la palla, però sfugge. Qui un po' coperta la numero 19 della Rainbow, e quindi adesso c'è la rimessa appunto per San Matteo. Ancora Cascio, vediamo che porta il blocco per una nuova azione di Certomà, viene coperta bene da Momo. Lombardo, ancora Cascio, Certomà prova a trovare spazi, però copre bene la difesa della Rainbow in questo inizio di gara. Vediamo Cascio, si gira, non prende il ferro, e quindi l'azione stava per chiudersi per 24 secondi, in realtà poi sporca la palla Guerri, e quindi sarà rimessa con... c'è qualcosa che non va ai 24, sarà... spesso che girano, è strano. No, ora sì, è un secondo, perché appunto stava per concludersi e poi invece è uscita la palla. Okay. Quindi sarà un secondo con la disposizione del giocatori di San Matteo. Vediamo come il tiro subito, però non prende neanche il ferro, e quindi riparte la Rainbow. Vediamo Spampinato, prova a guardare avanti ma non trova nessuno, quindi prova l'azione personale, adesso la cede a Guerri, si guarda un po' in giro, la Manna porta il blocco, Guerri ancora per la Manna, vede Carambazza da sotto, altro passaggio per la 19 che stavolta riesce a prenderla meglio e guadagna anche un fallo, quindi ci saranno 2 tiri liberi per la Rainbow.
Bene, come sempre Carambazza, come già ci ha fatto vedere molto bene nella scorsa partita. C'è da dire che San Matteo gioca con tante ragazze di statura abbastanza bassa all'interno dell'area, che però hanno un'esperienza enorme, come appunto Grillo e Cascio. Cascio addirittura una delle giocatrici più importanti della nazionale italiana sorde, ha vinto tutto praticamente con la nazionale italiana, che giocano molto di esperienza. Infatti sotto canestro hanno preso già un paio di rimbalzi in attacco, non è facile contro due lunghe come la Manna e Carabazza, ma è questo anche il gioco del San Matteo, ovvero essere con grandissima grinta, andare su ogni pallone e cercare di rosicare qualcosa, considerando che il punteggio è 1-0 dopo praticamente 2 minuti e 5 sì, secondi. questo si vede proprio questo, infatti le azioni d'attacco della Rainbow sono concluse spesso con passaggi sporcati o comunque azioni sporcate in attacco, però per adesso San Matteo non ha concretizzato. Vediamo Carambazza nel frattempo segna il primo dei 2 libri a disposizione, ce n'è un altro, tutte pronte al rimbalzo, vediamo l'esecuzione, però ferro, ma rimbalzo Rainbow e quindi ancora la Manna e si va da Guerri. Vediamo altra azione col doppio blocco, stavolta il passaggio bello, schiacciato a terra per Spampinato, poi Mombo prova a correggere l'errore della numero 10, ma sfortunatamente non riesce, quindi si va dall'altra parte nuovamente con un possesso per San Matteo. Stavolta vediamo altro passaggio sporcato, altra difesa interessante per la Rainbow. Entrambe comunque non lasciano molti spazi anche alle linee di passaggio. Stavolta però l'azione appunto girandosi di Mombo trova il canestro, la Rainbow 4-0. Sì, Mombo come sempre pericolosissima, però mi stupiscono un po' questi errori del venerdì sera, cioè c'è qualcosa che non va a livello anche probabilmente mentale in questo momento di entrambe le squadre, tanti errori al tiro, qua addirittura caspita, una palla a 2 da catch tra le due giocatrici, tra Lombardo e guadagna il possesso Spampinato. Vediamo quindi una nuova azione quando sono passati già 3 minuti all'inizio della partita, 7 i minuti sul cronometro. Vediamo un Bombo. Scusate, ci hanno perso un pochino il campo. Bombo, stavolta non nulla da fare, ma c'è il rimbalzo di Carambazza, niente da fare anche per lei. La Manna prova, ma era già fuori. Qui non hanno trovato fortuna le giocatrici della Rainbow, quindi si ripartirà con una nuova azione per San Matteo. Vediamo già il pressing comunque alto da parte della squadra di casa per provare comunque a dare un po' di dinamismo in questa partita, perché chiaramente se non aggrediscono l'avversario come San Matteo sta facendo con loro, difficilmente potranno portare a casa un punteggio altisonante o comunque vincere in maniera netta. Ricordiamoci che l'importante ovviamente è vincere, ma anche se arrivasse una sconfitta sono 10 punti massimo che possono concedere. Esatto. Comunque De Coubertin scansati praticamente. E vediamo quindi una nuova azione il capitano Guerri, un nuovo schema chiamato. Qua vediamo si allarga Bombo da fuori, adesso dà uno sguardo dentro, vede che si spostano, preferisce il passaggio a Carambazza piuttosto che andare fino alla fine e prende il fallo, però non in atto di tiro, quindi sarà una rimessa, sì. Probabilmente una rimessa. Elisa era già pronta sulla linea della carità per entrare, per tirare, ma niente. Si fa entrare Federica Polizzi, la numero 11 appunto di San Matteo. Sì. Sempre particolarità del mondo minors, Federica Polizzi, ufficiale di campo. Una di noi. Come anche Simona Grillo, ufficiale di campo. Una di noi. Ce ne sono tanti. Il mondo? Sì, un mondo è sconosciuto a quelli che magari guardano queste partite, però intanto poi il post minors tanti. Dell'altro giorno con Claudio Cosentino, esatto. Daisy Cosentino e Andrea Calcagno ha fatto un botto di like. Quindi c'è questa nuova riscoperta di ufficiali di campo nel mondo minors soprattutto. Ancora errori al tiro qua, 4-0. Eh sì, alla fine si è optato mini basket. Si è optato per un tiro che possiamo vedere già 5:40 adesso alla fine del primo quarto, 4-0 Rainbow. Vediamo un'altra azione con Cascio che prova a spostare un po' il difensore, tiro sullo scadere e canestro per Ingrassia.
Sì, per ingressi, ok, non l'ho visto chi ha tirato, però sì, effettivamente canestro dello Scudetto. Brave loro, ripeto, ci stanno giocando con molta grinta e ci stanno credendo. Quindi 4-2 adesso il punteggio, vediamo Mbombo subito, cerca la penetrazione, nessun fallo per gli arbitri, quindi si può continuare a giocare, si era un po' buttata sulle avversarie Mbombo, ma adesso ci sono i passi della neoentrata Polizzi che chiede chiarimenti all'arbitro. E c'è anche cambio, rientra adesso Giuliana Licciardello, primi minuti per lei in campo. Time out, sì. Noi ci fermiamo un secondo, torniamo a brevissimo. E ben ritrovati dopo il time out, come abbiamo detto è appena entrata Giuliana Licciardello, numero 5 della Rainbow, che si appresta anche a battere questa rimessa. Vediamo subito la Manna, viene incontro alla compagna, prende la palla, adesso la cede a Guerri, altro gioco con la Manna, stavolta non si concretizza. Guerri allora decide di andare al tiro da 3, che prende il ferro, ma fortunatamente c'è la Manna e quindi altra azione. Vediamo Licciardello, arresto, tiro, non prende il ferro, ma ancora la Manna, altro rimbalzo. Vediamo adesso Carambazza che colpisce il cronometro dei 24, passaggio in mezzo fra Spampinato e la Manna, e alla fine prende i 24 e forse si dovrebbero aggiustare, ma nessuno se ne rende conto, e quindi andiamo avanti con pure un buon 24 adesso come Matteo Longi. Qua grande rubata di Spampinato da segnare e prende anche il fallo, bravissima Giulia. Ottima qui l'aggressione, possiamo chiamarla, di Spampinato, esatto, che realizza questo 2+1. Vediamo se concretizzerà anche il tiro libero. Vediamo, sì, perde palla Melita che è neoentrata. Sì, una delle due sorelle è Melita, appunto Renata. Sono due, Raffaella e Renata, entrambe provenienti da Scifina a Messina e l'altra della cittadina, e sono passate entrambe a San Matteo per i playoff praticamente. Qua Spampinato per concretizzare l'end one, sbaglia. Niente da fare, quindi solo i 2 punti per Spampinato quando siamo 6-2 in favore della squadra di casa. 4:25 da giocare alla fine di questo primo quarto. Vediamo la San Matteo che attacca ancora. Vediamo qui, prova la penetrazione, alla fine si gira, una girata improbabile quella di Grillo, un po' improbabile, sì, più che altro anche i tempi, non ha preferito tirare così, forse serviva un altro po' di giro palla. Fatto sta che siamo di nuovo in attacco per la Rainbow. Vediamo Spampinato, trova Carambazza da sotto, bello qui, azione pulita da parte della Lunga, e la numero 19 che adesso si appresta anche a rientrare in difesa, però non c'è una minaccia reale da parte delle giocatrici del San Matteo. C'è Cascio qui che subisce, tira, poi si gira, forse inavvertitamente becca Carambazza. Vediamo l'arbitro come giudicherà questa azione. Il fallo a Carambazza. Il fallo di Carambazza perché probabilmente ha tenuto Cascio mentre si girava, e quindi l'arbitro ha giudicato falloso questo tocco. Esatto, sono agganciate a vicenda e quindi si farà un bombo a rientrare. Sono agganciate a vicenda, chiaramente in questo caso ha premiato, diciamo, l'attacco, perché il fallo è stato dato alla difesa sotto canestro. E quindi Bombo va a sostituire Carambazza, appunto. Carambazza ha commesso fallo.
quindi vediamo adesso San Matteo ancora a cercare Cascio da sotto, stavolta sembrava più lucida il tentativo, alla fine ci riesce proprio Melita, citata poc'anzi. Melita riesce a segnare dopo appunto qualche errorino, Esatto. quindi riporta le sue compagne sul -4. Vediamo qua la Manna si gira, peccato, il reverso non va a buon fine, anche Mbombo sbaglia e quindi forse preferisce uscire da Spampinato. Vediamo adesso Guerri fuori per Licciardello che si trova da solo con una tripla pulita, Ferro, peccato, si riparte allora con San Carambassa era Matteo. sicura della tripla, infatti si era alzata anche per risultare. Qua un palleggio sui piedi per la numero 9, Ingrassia, sì. Time out. C'è un time out chiamato proprio da Catanzaro. Necessario perché una confusione questa partita è incredibile, tantissimi errori sotto canestro, errori elementari che non ci si aspetta in una partita del genere tra la seconda e terza in classifica. Sì, in attacco magari qualcosa, un po' più concentrazione sicuramente chiederà coach Catanzaro. Ci vediamo fra un minutino. A dopo. Andiamo in diretta. Sì, siamo di nuovo in diretta, ci eravamo lasciati con un palleggio sui piedi da parte di Ingrassia per San Matteo e quindi si riprenderà, si è già ripreso con una rimessa per la Rainbow. Vediamo subito dall'altra parte Licciardello, aveva l'occasione per un tiro da 3, non se l'è sentita e quindi giro palla, adesso si ritorna da Guerri, in Bobbo in mezzo a sole maglie blu. Bel passaggio per la Manna che spreca questa opportunità. Allora si va da Spampinato, ottimo movimento qui, solo Ferro per la numero 10 e vediamo adesso quindi un'azione d'attacco per San Matteo. Ancora Melita trova il passaggio qua per Ingrassia, Cascio chiama la palla, prova a giocarsela contro un bombo, il palleggio verso una sua compagna di squadra, preferisce scaricare alla fine da 3, la tripla di Polizzi che si avvicina di un punto adesso. San Matteo 8 Rainbow 7 San Matteo, mancano circa 2 minuti alla fine di questo primo quarto. Altro giro palla per la Rainbow, Licciardello vediamo preferisce un penetra e scarica, alla fine Guerri tira ma non c'è neanche il ferro. Spampinato decisamente perché era totalmente sola, avrebbe tirato da casa sua come sa fare lei, ma c'è qualcosa che non va nel giro palla stasera, c'è qualcosa che sta un po' bloccando le reste della Rainbow. Sì. Anche se il timeout di Canzolo sembrava aver sofferto effetto perché la bellissima azione non concretizzata dalla Manna sembrava dover cambiare un po' l'inerzia, cosa che non è. Però nel frattempo c'è un altro errore da parte di niente, qui non ci arriva Licciardello. Il passaggio di Guerri non era male, però poco avanti rispetto a Licciardello, la palla prende un rimbalzo importante, non ci arriva la numero 5 e quindi quando siamo entrati già al secondo minuto qua Ingrassia non si rende conto, nessuno chiama l'avversario, diciamo che stava arrivando, Licciardello quindi si prende questo arresto e tiro. Qui stiamo senza un tiro al bersaglio. Non so se vi ricordate. Vediamo ancora comunque, un altro recupero. Guerri, Bombo, niente da fare anche stavolta. E Guerri commette anche un fallo. Quindi saranno. No, il bonus non c'è. Quindi sarà una rimessa per San Matteo. Una serie di azioni un po' rocambolesche. Un po' carambolesche, sì, diciamo. Rocambolesche. Però dico una cosa positiva, voglio dire. Giorgia Guerri all'ultima partita è andata in tripla cifra per palle recuperate. Di quante ne ha recuperate? Oggi già ne ha fatte 3 in 3 azioni. Perfetto. Almeno questo possiamo dire, di sicuramente bello da vedere, una grandissima difesa di Giorgia Guerri, la capitana della Rainbow.
Eh sì, c'è un po' di confusione per il resto, anche lo vedevo l'azione comunque di San Matteo, Ingrassia che perde quella palla, non c'è stato il supporto da parte delle compagne, gli dissero sta arrivando, Esatto. si urlano queste cose, Ingrassia non se ne rende conto e quindi perde quella palla lì. Vediamo proprio lei adesso con la palla in mano, la cede. Santo ci sta dando qualche... Sì, ci avviciniamo alla Santa Pasqua, Robby. Qua che succede? 3 secondi in attacco da parte di... Sì. C'è l'arbitro al fischiato. No, stavo cercando perché è entrata ora Rizzica. Alice Rizzica. Regina, calabrese. Come il nostro Gaetano che ci saluta da casa. Ciao Gaetano. Ciao Gaetano, che è là, fra l'altro. Esatto. Azione sprecata qui da Licciardello, quindi altra occasione per le ragazze in maglia blu. Quando sono solo sotto di 1, quasi alla fine del primo quarto, ci prova con la tripla. Qui Polizzi ci ha riprovato, l'unica qua che ha dato, appunto, che ha segnato da 3 in questo quarto. Vediamo la Rainbow come gestisce questo quasi ultimo possesso, possiamo dire, della gara. Vediamo spampinato adesso Guerri in bombo, altro pallone buono per la Manna che si butta un po' troppo oltre. Bombo non riesce a concretizzare questo rimbalzo in attacco e vediamo che coach Catanzaro fa rientrare Carambazza per quest'ultima azione. Eh sì, perché le bocche di fuoco della Rainbow, ovvero la Manna e Mbombo, stanno sbagliando tutto quello che possono sbagliare. Anche Licciardello non è riuscito. Licciardello non è riuscito a dare il suo apporto. L'ultima partita, fantastica partita di Licciardello, in cui ha fatto una grandissima gara. Oggi non è riuscito a incidere sul campo, ma un po' tutte stanno deludendo. Sì, cioè, l'atmosfera venerdì, come abbiamo detto, può essere quella. Per Pasquale. Sì. Vediamo la Manna, prova spampinato da 3, Ferro. Non trova il canestro, ci sono 14 secondi, no, siamo già sotto, quindi sono 2 i secondi adesso, vabbè, è finito il primo quarto, non ci prova neanche Polizzi, ha fatto ridere la sua espressione, ha guardato che c'era un secondo e ha detto vabbè, niente, basta. Niente da fare. Non mi slogo la spalla inutilmente per provare a segnare. Rainbow 8, San Matteo 7, ci fermiamo per 2 minuti. Ed eccoci qui con la grafica, ci ritroviamo insieme ancora al Palagalermo, ancora a Rainbow San Matteo per seguire questo secondo quarto di gara. Ricordiamo 8 il punteggio per la Rainbow, 7 per San Matteo. La partita, diciamo, al momento un po' rocambolesca, azioni finite un po' male, vediamo
riprende bene San Matteo con questa azione. Mbombo bravo a rubare palla, Spampinato più bravo a concludere il contropiede, quindi forse sono partite meglio le ragazze della Rainbow. Diciamo che se Spampinato torna a giocare ai suoi livelli, qui cambiamo un pochino il ritmo per la partita. Sì, Polizzi nel frattempo riprova un'altra tripla, l'unica al momento esecutrice di un tiro da 3 in questa partita, ci riprova ancora. Vediamo che il pallone è sempre di San Matteo, anche con questo tocco di Mbombo la palla esce fuori, quindi sarà rimessa per la squadra ospite, che provano a organizzarsi un po' meglio su questa rimessa. L'arbitro concede la palla, vediamo che c'è il taglio di Rizzica, che ottimo gioco qui, spalle a canestro, poi si gira in allontanamento. Alice Rizzica, ottima partita, Sì. ottimo impatto. Mbombo qui subisce una stoppata da Cascio, vediamo adesso la manna, prova a girarsi, ancora Mbombo, arresto, tiro, ferro, riparte San Matteo ancora con Ingrassia e già dall'altra parte le compagne devono arrivare, adesso sono tutte nell'altra metà campo, vediamo Polizzi, stavolta preferisce il passaggio a Cascio, bello qui, il passaggio per Rizzica che spreca, un'ottima giocata di Cascio che la vede libera, cede la palla e poi nulla da fare, rimane sotto di uno San Matteo. Una cosa ancora vorrei dirla su questo, vi dicevo prima l'interessante gioco della San Matteo Messina di coach Currò con una giocatrice nel pitturato di altezza non particolarmente alta. Palla rubata di Guerri nel frattempo e contropiede concretizzato da Giulia Spampinato. Però dico, quanto fanno soffrire la Rainbow sotto canestro queste giocatrici, come anche giocano bene tra di loro. Cascio per Polizzi subito a canestro, bene, stanno giocando bene. Qua Guerri alla quindicesima nota dolente qua, però sul rapporto Cascio-Rizzica c'è il contropiede ancora una volta di Giulia Spampinato, altri 2 punti per lei, quindi siamo a 8 per lei. 8 punti su 14 quelli di Spampinato, con 3 contropiedi comunque flash fulminei. Sì, adesso più 5, quindi la Rainbow, che ha ovviamente chiamato il time out dal coach di San Matteo. E noi ci fermiamo per un minuto. Un minuto. Rientrano le squadre dal timeout, 7:46 adesso da giocare in questo secondo quarto, 14 Rainbow, 9 San Matteo, vediamo se ci sono nuovi innesti, credo di no, sono le stesse squadre comunque ci avevano lasciato pre-timeout. Sì, confermo. Chiamiamo su, prima abbiamo detto Melita, ma ovviamente è Melita. Ecco, sottolineiamolo, grazie per la segnalazione. Lombardo. Quindi adesso sì, la San Matteo attacca ancora con Lombardo, vediamo qui il long two di Grillo che non si concretizza, adesso il passaggio però non va in porta e quindi nuovo possesso per San Matteo. Vediamo, prova lo schema, il blocco portato da Rizzica, adesso ci prova, ci pensa con la tripla proprio Lombardo, niente da fare e quindi nuova azione Rainbow. Abbiamo messo Guerri dall'altra parte completamente per Spampinato che vede Guerri, ottimo il taglio, adesso la penetrazione, Guerri vede sotto la manna che forse un colpo. Sì, il passaggio troppo ristretto per Mbombo. Qui Io ho visto un colpo in realtà di punta o di collopiede. È un piede proprio pienissimo.
In ogni caso non riesce il gioco della Rainbow per Mbombo. Adesso ci riprova ancora Polizzi con la quarta tripla tentata. Qua fischio dubbio, che ho visto più che altro scivolare, però dà lo sfondamento l'arbitro a Mbombo. Brava qua Lombardo a prendere posizione, però andrebbe rivista questa azione. Nessuno si aspettava in realtà il fallo fischiato all'attaccante, alla 12 No, anche perché sì, probabilmente stava per finire a sfondamento, però Lombardo è sembrato un po' scivolare prima che Mbombo arrivasse, quindi poco chiaro, l'arbitro era là, comunque ha giudicato così e si ripartiva rimessa. L'arbitro catalano è uno dei migliori arbitri che abbiamo per la categoria, così come Crisafulli, quindi ci fidiamo. Hanno visto più vicino di noi. E quindi si riparte proprio con una rimessa per San Matteo. Ancora Rizzica, vediamo, partono le ragazze in blu. Adesso vediamo che c'è la tripla proprio di Cosenza, entrata da poco, sì, proprio di Cosenza, così come Polizzi da neoentrata realizza una tripla, seconda tripla della partita, seconda tripla della squadra appunto ospite. Qua Carambazza ritorna a segnare la Rainbow con 5 punti per Carambazza. Sì. Adesso più 4 per la squadra di casa. Mbombo, vediamo qui aggressiva, riesce a prendere la palla, vediamo il contropiede, l'appoggio che balla sul ferro, però alla fine entra e Mbombo tira un sospirone di sollievo. Sì, un sospirone di sollievo, anche perché si sblocca anche lei che ha fatto finora soltanto 2 punti. Qua altra rubata di Mbombo con Guerri. Sì. Vediamo adesso la manna, bello il giro qui, fallo subito dalla 14. E c'è un momento Rainbow, lo possiamo definire così. Sì, dai, alla fine si abbracciano, si tira su la ragazza, la lunga appunto della formazione di Coach Catanzaro. Ora un super cambio. Sì, rientra Certomà e Melita, rientrano entrambe per Lombardo e Ingrassia. Sì, esce Ingrassia. E quindi si rientrano entrambe con i liberi di Lamanna. Il primo c'è più 7 adesso. No, adesso più 8, sì, ok. 20-12 il punteggio. Altro cambio, rientra proprio Cascio per Rizzica. Già, terzo punto per la Manna, che si sta cercando di sbloccare. Poi esce anche Cosenza. No, era la rimessa. Ah, scusate, per la rimessa. Sì, sembrava anche a me questa corsa. Sì, no, invece ancora qui, ecco, proprio prende la palla in mano adesso Cosenza, realizzatrice dell'ultima tripla per San Matteo. Vediamo, adesso provano a organizzarsi un po'. Cascio, sì, esatto, alla Cascio, fine il tiro ancora veloce di Grillo, che ha questi tiri. Sì. Se la pensa sì, e rapidi. Tira, sì, molto rapidi, stavolta non prende il ferro. Quindi nuova azione per le ragazze di Coach Catanzaro. Vediamo Mbombo che non ci pensa neanche troppo, però la palla si stampa sul ferro e quindi riparte con il palleggio Melita. Adesso Certomà, Cascio, ancora per Certomà, il no look, ci prova da 3, stavolta era quasi dentro. Vediamo ancora Melita. Cascio, altro no look, trova le sue compagne a memoria. Cosenza riprova la tripla. Sì, poi alla fine Certomà va a toccare linea di fondo, quindi sarà un nuovo possesso Rainbow quando mancano 4:34 alla fine del secondo quarto. Vediamo se la Rainbow appunto in questo momento proverà a proverà appunto a incrementare questo vantaggio in vista dell'intervallo lungo. Vediamo proprio Guerri, stava per segnare, ma ci pensa Carambazza. Diciamo che Carambazza deve togliere le castagne dal fuoco, anche perché i tiri più facili sembrano entrare in entrambe le squadre, e dunque anche un secondo tiro come questo è fondamentale per avere quel più 10 che è il massimo vantaggio finale della partita e che serve un pochino a riacquisire un minimo di tranquillità.
Intanto Licciardello fallo. Sì, nel frattempo il Licciardello fallo, c'è stata questa difesa vicina, poteva essere disturbante per l'attaccante e poi l'arbitro ha giudicato falloso il suo intervento. Qua Cosenza cerca il fallo più che il tiro, più che il canestro. Esatto. L'arbitro non le favorisce, non le fa questo favore. No. E quindi... Cosenza peraltro ufficiale di campo. ed eccone un'altra. Facciamo l'elenco infinito. Carabazza, Qua altro fallo, proprio conquistato da Cosenza questo fallo in attacco. Ed è Fallo fischiato, se non erro, altro sfondamento. ancora Bombo, se non erro. Vediamo se mi sbaglio. No. A chi l'ha fischiato allora, scusa? La manna. Alla manna. Dice lo sfondamento? Sì, sì, sì. Ah, sono- sì, la manna. Sono un po' distratto per la questione del cronometro, mi sta facendo un po' impazzire. Vabbè. Passi. Abbiamo avuto un... Non l'ho visti, Robby, non... Kabilame. Cosa? Versione Kabilame, ma... Però vabbè. Passi in costruzione, mentre si va avanti. Sì, non l'ho visti, essere sincero, certo, ma commette infrazione di passi. Guerri. Guerri nel frattempo spampinato, prova l'arresto, il tiro e il canestro, altri 2 punti per lei in doppia cifra, la numero 10 punti sui 24 Dalia Rainbow, mentre San Matteo rimane a 12, adesso prova anche a rubare palla, spampinato. Sì, è proprio un momento Rainbow che io definisco così, nel momento in cui appunto i ragazzi di coach Catanzaro trovano una serie di eventi fortuiti e non, costruiti e fortuiti in mezzo, contropiedi, e alla fine prendono un po' la larga rispetto agli avversari. Adesso c'è anche un'altra palla rubata di Spampinato con forse uno spintone di Cosenza, non si è capito, ma fatto sta che alla fine la palla è recuperata da parte della Rainbow e quindi vediamo proprio Licciardello fuori dal perimetro. Si gioca Carambazza, ancora Spampinato, marcata stretta da Melita, vediamo Licciardello, entra, vede Mbombo, ottimo il passaggio di Licciardello, è ottima la conclusione di Mbombo, bel gioco fra le due che portano a più 14 adesso la Rainbow. È stato un colpo di biliardo in questo caso, qua Melita, sì, nel frattempo decide di segnare questo canestro piuttosto che aspettare le compagne, ha fatto un'azione flash. Infatti ci ritroviamo di nuovo nella metà campo appunto difensiva di San Matteo. Qua Carambazza riceve la palla malissimo. Sì, in testa, non riesce poi a bloccarla. Qua c'è fallo, Ma che c'è a Carabazza. sì, proprio a Carambazza. Quindi sarà palla San Matteo, 2:12 a giocare. E niente, ci dovremo commentare una partita che si è finalmente comunque accesa, finalmente hanno trovato un pochino la mira le giocatrici di entrambe le squadre rispetto al canestro che gli era mancato, e adesso possiamo sì, vedere la Rainbow un basket po' più interessante sicuramente. Sì, San Matteo si è un po' bloccata dopo la tripla di Cosenza, non ha più trovato il canestro, eccolo qui, io l'ho detto, giustamente segnano subito proprio con Melita, altra tripla. Quindi si va a 17 adesso per San Matteo, di cui 3 triple, quindi più del doppio dei punti sono stati realizzati per tiri da 3. E questa è una simpatica statistica che non frega niente a nessuno sicuramente, però è giusto dirlo. Vediamo Guerri nel frattempo, anche lei non si è sbloccata invece la Rainbow dal punto di vista triple, però dal punto di vista recuperate sì. Quello sì. Vediamo adesso un Bombo riceve una palla difficile, ma riesce poi a concretizzare questa azione. Altri 2 punti per Bombo. Siamo già a 8 per lei. Comunque interessantissimo come stiano entrando i tiri più difficili, ma questo che si è arrampicato praticamente sul ferro, e non entrino quelli invece più facili. Qua Sì, c'è stato un lungo periodo di sfortuna anche nei tiri da sotto, stavolta ora c'è anche l'aiutino della fortuna in più. Ma ci sta anche la fortuna aiuta gli audaci, stanno giocando un po' meglio. Esatto, chi rompe paghe ci sono suoi. È sempre così. Però dico, in ogni caso è interessante anche questo, perché possibilmente il tiro più difficile entra perché ci devi mettere un quadruplo di forza per far entrare quelli facili. A questo punto entrano quelli difficili. Entra tutto, ci sono quei momenti dove entra tutto. Noi stiamo ripartendo con dei tiri liberi.
perché il Perché bonus, il bonus si è esaurito, sì. però appunto c'è solamente una segnalazione da parte del tavolo su E quindi c'è Cosenza Cosenza. proprio sulla linea dei tiri liberi. Il primo lo sbaglia, ne ha un altro a disposizione. Mancano 1 minuto e 07 secondi alla fine del secondo quarto. Vediamo il secondo tiro libero di Cosenza, stavolta a segno, e quindi 28 Rainbow, 18 San Matteo. 10 punti quindi a distanziare le due squadre. Vediamo adesso Spampinato, cade dopo una spinta fallosa nel tentativo di attaccare il canestro. Sarà rimessa, quindi ancora lontani al bonus. Solo 2 i falli di squadra per San Matteo. Quindi appunto rimessa già battuta. Vediamo Spampinato adesso se la pensa da 3. Troppo frettolosa qui Spampinato. Non trova il ferro, però alla fine ci sta. Ci sta anche perché Lei li bisogna- fa questi esatto, lei lo può fare, la piede a terra, era libera, aveva la difensore abbastanza distante, è giusto così. In ogni caso bisogna anche sbloccarsi, come ho detto prima, perché dopo tutti gli errori del primo quarto, della metà del secondo, è giusto così. Ha preso tutto campo, bene la difesa. Sì, vediamo ancora Cosenza a gestire questa palla, la cede, poi a Certomà Cascio prova a farsi vedere, invece la palla è data a Cosenza. Altra tripla per la 21 di San Matteo. Già sei Siamo a punti per lei. 4 triple per San Matteo. Qua vediamo che recuperano anche una palla costringendo all'uscita dal campo Licciardello. Quindi sarà una nuova rimessa per San Matteo, che adesso è sotto di 7 punti, quindi un canestro adesso potrebbe essere importante in vista poi del post intervallo lungo. Fondamentale, anche perché la Remo è arrivata sul più 14 se non erro, Sì, dunque forse. era abbastanza avanti nel punteggio. Adesso finire con meno delle doppie cifre di svantaggio moralmente è fondamentale. Quando Sì, mancano fondamentale adesso per la pausa lunga. Vediamo proprio Cosenza, base ne voleva di fare un altro Cosenza. Vediamo adesso Spampinato Mancano per 6, Guerri. 5. Sì, 4 secondi, 3, 2, 1. Vediamo Guerri. Niente da fare. Altra tripla non andata in porto, e quindi finisce così questo secondo quarto. 28 Rainbow, 21 San Matteo. Adesso 5 minutini di pausa. e siamo di nuovo con voi. A dopo.
Siamo tornati al Palagalermo per seguire questi ultimi 2 quarti di gara. Palla Rainbow che schiera 5 che avevano lasciato il campo proprio nel secondo quarto. Vediamo ancora il giro. Guerri, Lamanna prende una botta qui da Cosenza, sicuramente non volontaria, però sì, si è ritrovata nella traiettoria del gomito di Cosenza. Forse devi che sia lentina che fa male nell'occhio. Potrebbe essere anche questo. E beh, chiaramente deve uscire. Forse le è caduta la lentina. La difesa di San Matteo, commentavamo prima che durante l'intervallo che è veramente molto dura, molto forte, quindi chiaramente le giocatrici poi ne risentono, anche perché possono arrivare dei colpi come questo, anche non voluti, appunto anche fortuiti, che finiscono per danneggiare la giocatrice come Lamanna, che ha perso la lentina e adesso ora si avvia allo spogliatoio. Provvederà a rimettersi in sesto. Nel frattempo entra Licciardello. A proposito del insesto abbiamo anche Manuele Raffaele che ancora si tiene la testa, ma almeno è in panchina seduta, adesso non è più per terra. Sembra più tranquilla. Qua tripla sbagliata da Spantunano. E quindi ripartiamo così. Adesso quindi possesso San Matteo, ancora Lombardo, vediamo che prova a fare tutto da sola, anche il tiro riesce. Qui la difesa non si fa trovare pronta della Rainbow, Lombardo trova una sua zona libera. Il pertugio giusto. Brava Flavio Lombardo che ha vinto la classifica marcato di Serie C femminile un po' di anni fa, quando giocava mi pare a Ravanusa, se non erro. Fece un campionato straordinario e dunque giocatrice agrigentina che non è da meno la sorella. Vediamo nel frattempo Carambazza, buon passaggio qui verso l'esterno per Guerri. Adesso ancora Carambazza a prendere la palla. C'è il tocco di piede di arto inferiore in generale, non ho capito bene la parte. Di quale arto inferiore? Di quale parte dell'arto inferiore, fatto sta che comunque c'è il tocco giudicato dall'arbitro e quindi si ripartirà con una rimessa proprio di San Matteo. Ricordiamo il punteggio 28 Rainbow, 23 San Matteo, quindi sì, sono 5 punti rispetto ai 12-14. Eravamo arrivati nel secondo quarto, diciamo San Matteo ha recuperato. Ora vediamo che però spreca. Guerri come sempre, grandissimo. Sì. C'è anche il passaggio, Carambazza, sì, bei passaggi uno dopo l'altro. Guerri però non trova il ferro, Carambazza riesce a recuperare la palla, quindi siamo ancora. Bello il passaggio di Guerri. Carambazza si allontana un po' troppo dal canestro per questo reverso. Recupera però un bombo e si prende pure il fallo. Signori, come dicevamo prima, le cose più facili non vogliono uscire stasera, dunque si deve ricorrere a qualcosa di difficilissimo come, non so, un alley-oop, vedremo cose out, molto difficili. Ne so, ci vuole qua Alessandro Gaetano con qualche parola in inglese così. In inglese Gaetano ci manca un po'. Il clutch. Sì. Un pop-up, sto scherzando. Una serie di termini inglesi che potrebbero andare bene. Il Ciardello nel frattempo continuano qui. questi serie di pop-up di altre cose che non si capisce bene. Di catch-up riprenderci a un phrasal verb. Esatto, grande phrasal verb. Vediamo ancora Licciardello, stavolta neanche il ferro. Licciardello manda un po' a quel paese l'azione appena concluso. Adesso San Matteo con un po' più di calma, almeno ci provano col pressing delle avversarie. Infatti Mbombo recupera la palla, era nell'aria il recupero, Mbombo decide di fare tutto da sola e riesce. Il cost to cost della numero 9 della Rainbow, quindi più 7 adesso la squadra di casa. Ancora qui il passaggio non va a buon fine. Deve fare entrare la manna adesso. Rientra la manna per Licciardello con la lentina nuova probabilmente. Come qua ci sarebbe un altro cosa inglese, un idiom, out of the blue, sono tornati a segnare, quindi dal nulla. Come non ci si attendeva più. Di Mbombo che sblocca il secondo quarto. 30-23. Luppino sta chiedendo qualche cosa, sostituzione, non so bene qual è il problema. No, non sembra esserci comunque sostituzione. Sì. Vabbè. Stasera è una partita di confusione. Siamo tutti un po' confusi. Il tempo che qua non va, non so per quale motivo. Ma ve lo ricordiamo noi. Nel frattempo Carambazza lotta sotto canestro,
e riesce con due avversarie col fiato sul collo. Carambazza si innalza e realizza questi due punti. Nono punto per lei. Nono punto per Carambazza, si avvicina anche lei alla doppia cifra insieme a Mbombo e Spampinato, che già sono a 10 punti per entrambe. Qui c'è un'infrazione di campo abbastanza palese di Lombardo, non si rende conto forse di essere lì. Esatto, giustissima. Peccato non sarà venuta propriamente nel video perché dovevo vedere anche il tempo qua che continua a scorrere. Eh sì, oggi siamo in due, dobbiamo fare più cose. Ma sì, anche ci spostare. Adesso si riprenderà con 14 secondi per la Rainbow per attaccare. In attacco. Esattamente. Qua chiacchierata sempre tra Giorgia Guerri e il tavolo. Oggi si parla un sacco. Sì, oggi si gioca poco ma si parla tanto. Sì, si chiacchiera, una partita così. Così. All'apparenza leggera. Guerri. Vediamo un Mbombo adesso. Passaggio ancora per Guerri che guizza da una parte all'altra del campo. Spampinato, vede Carambazza, mancano 3 secondi. Mbombo decide di tirare. Niente da fare, la sporca Mbombo. E qui però l'arbitro non vede bene il tocco. Vediamo se palla 2. Palla 2 dunque, palla per San Matteo. Eh sì, Mbombo non è felice di questa scelta. Catalano non aveva chiara, forse l'arbitro comunque non aveva chiara la situazione. Altro cambio, rientra Melita. Sì, Melita. Esce Lombardo. Quindi si alza un po' il quintetto per coach Curro a questo punto. Prova un po' a cambiare. Ma c'è un momento sempre di non ben chiaro, Catalano aspettava qualcosa, ma qui bene gli dico. Sì, oggi è un po' così. C'è confusione. Riprendiamo un po' con questa palla a canestro. Vediamo Cascio, adesso si libera bene Melita che vede anche il taglio di Ingrassia. Preferisce allargarsi però un po' la numero 9. Altro tiro di Grillo di quelli Catch and shoot. suntuosi, non so. Catch and shoot. Catch and shoot? Prende e tira, prende e spara. In questo caso sì. Negli altri casi però ce l'aveva la palla, si è tenuto un pochettino, poi si gira, c'è questo guizzo. Continua questa modalità, però non sono efficaci sui tiri. Ma la palla è ancora di San Matteo. Vediamo adesso Melita prova con una finta a mandare fuori gioco Guerri, che comunque rimane lì, e Melita sbaglia anche il canestro. Ancora 32-23 il punteggio, 6-14 da giocare alla fine di questo terzo quarto. Guerri dal palleggio, vediamo adesso Mbombo, prova a penetrare, però la sporca Melita, riesce anche a conquistare la palla, la riconquista Mbombo e la cede a Guerri. Adesso vediamo se con un po' di calma si riesce a organizzare l'azione. Io esprimo vicinanza ai confronti del 24 secondista Matteo Alongi, ti sono oggi vicino, ti sono complesso, vicino. sì. Oggi un'azione dopo l'altra, c'è una sorpresa ai 24, Guerri qua con la finta Tripla! e realizza la tripla il capitano. Sblocca il suo tabellino e sblocca anche il punteggio. Blocca anche la tripla per la Rainbow che non si era vista ancora quest'oggi. Tra Ferri ed Erbo. Sì, una serie di triple andate male. Oh, e certe sere va così, che ti devo dire? Certe sere va così. Vediamo adesso Spampinato. A me fanno ridere le espressioni comunque delle giocatrici, i giocatori in generale, quando c'è una chiamata arbitrale c'è quello sconforto, tipo no. Ma poi io mai, assolutamente. No, l'ammissione di colpa non esiste in questo sport, ma la faccia di sconforto tipo forse anche un po' perché sanno che l'hanno beccata in flagrante e quindi con me mi ha beccato, no. Le mani nella marmellata. Sì, esattamente. Ma il basket è anche questo, ci siamo noi a raccontarvi anche questi piccoli dettagli. Nel frattempo, altra palla recuperata da parte della Rainbow, ancora Spampinato, Guerri decide di prendersi l'angolo. Vediamo Spampinato, Carambazza, Mbombo è sola, la vede, cede la palla, il tiro e il ferro. Spampinato prende rimbalzo come una farfalla leggiadra, riesce a prendere questo rimbalzo, alla fine sì, rimane un po' a terra, forse perde qualcosa anche lei? Forse perde anche la lentina? E siamo a 2? Sì, perde la lentina anche lei e va a riprendersi. Licciardello, cambio lentine oggi Licciardello in questo terzo quarto. Dobbiamo istituire un nuovo time out, un nuovo tecnico per cambiare lentine. Se c'è una lentina che non va, entra Licciardello. E quindi time out, un minutino ce lo prendiamo anche noi. Ma sì, dai.
E rieccoci in diretta, sempre noi di Basket Catanese, sempre Alessandro e sempre Roberto, e vi raccontiamo questa partita. Siamo al terzo quarto, meno di 5 minuti al termine del suddetto quarto. Adesso in possesso è proprio San Matteo, che con 23 punti al tabellino prova a rosicchiare qualche punto in confronto alla Rainbow, che invece ha 37. Quindi ha ripreso un po' il vantaggio del secondo quarto. La Rainbow circa 14 punti adesso. Vediamo Cascio che non concretizza questa azione. Carambazza dubbio su chi passare la palla. Alla fine Guerri è sempre lì, sempre pronta la play. Guerri al momento la giocatrice più in forma della formazione di coach Catanzaro in maniera evidente, nettissima. Vediamo la manna, scarica fuori, Ricciardello prova a riprendersi un po' di spazio in questa partita. Guerri non... sì, le ragazze della Rainbow non si rendono conto del tempo che scorre. Un po' filosofica questa cosa. Sì, a parte che appunto... vivere il presente. Bresnier, come si chiama il... No, non mi chiedere queste cose, Okay, io cito cose e basta. Giusto, no, figuriamoci. Giustizia. No, pensavo il filosofo francese mi verrà a un certo punto in mente. No, dicevo, le ragazze in panchina hanno sbagliato clamorosamente il conteggio dei 24, perché dicevano 3-2 ma già era finito il conteggio. Cioè, alla fine sono partite in ritardo. Sono partite in ritardo, sì. E quindi altro recupero di Mbombo. Adesso vediamo la Rainbow sola. Guerri comunque preferisce il passaggio alla manna. Licciardello prova il riscatto ed eccola qui Licciardello, tripla, si sblocca la numero 5. Primi 3 punti per lei. Primi 3 punti. Adesso coach Catanzaro la farà restare un po' di più in campo. Vediamo se riprenderà un po' di fiducia dopo un inizio titubante. La tipica giocatrice deve prendere veramente fiducia, anche perché tra periodo di pausa per il Covid e il bruttissimo infortunio che le occorse a Savona, negli ultimi anni ha giocato veramente poco a livello di minutaggio, a livello di qualità delle partite. L'anno scorso la Catene ha fatto qualche partita, ma chiaramente non era stato un campionato l'anno scorso molto di sottotono rispetto a quelli degli anni passati. Quest'anno di trovare la sua qualità, tutte quelle belle caratteristiche hanno portato ad essere una giocatrice da nazionale. La classe 97 è stata under 15 con la nazionale azzurra. Sì, ce la ricordiamo bene, il Cerdello, comunque il tiro da fuori anche importante nella sua carriera, sempre... Ma non solo, giocatrice verticale, molto longilinea, magra. Qua la manna rischia anche il tecnico, a mio avviso. Qualche protestella. Quella l'arbitro fa un po' finta di non sentire. Stappa le orecchie. Sì. Mentre Polizzi, autrice di varie triple, ne ha messe... no, una tripla, scusate. No, ecco, Senza ne ha messe 2, se non sbaglio. Ne ha messe sì. Cosenza 2. Ne ha messo, è sbagliato qua, ma Polizzi 1. Questo è il 24, si parte con la Rainbow. Vediamo Carambazza. Altro fallo in attacco qui, dirompente sicuramente l'azione di Carambazza, però trova Grillo fra lei e il canestro, leggermente sullo smile, però evidentemente non era proprio dentro, quindi fallo in attacco. Il problema è più che altro un altro, a questione a prescindere dal fallo o non fallo, è il quarto personale per la nazionale greca. Il quarto. Dunque, il quarto personale della nazionale greca è dunque un problema. Esatto, per coach Catanzaro, che l'ha fatta sedere. Adesso rientra Rizzica per Grillo. Sì, Carambazza esce sicuramente con un punteggio in favore della Rainbow, più 17 in questo momento, però certo mai abbassare la guardia. Mancano meno di 3 minuti alla fine di questo terzo quarto. Vediamo ancora Guerri in bombo, adesso tiro di Mbombo, la palla viene sputata letteralmente fuori. Tiro facile sottolineerei, sì. Sempre per la questione di questa sera che i tiri facili non vogliono entrare. No, non entrano, preferiamo un po' di spettacolo qui. Ma sì. Vediamo invece, no, lo spettacolo dall'altra parte non c'è, almeno in questa azione. Lombardo prova questo passaggio, che non passa vicino comunque a Polizzi. Va fuori direttamente senza passare dal via. E quindi altra azione per la Rainbow. Guerri, altro passaggio interno
per Mbombo. Vediamo adesso la Manna, la sputa fuori di Ciardello, arresto, tiro e ferro. Magari il canestro, però non è entrata. No. Però bellissima azione. No, assolutamente bel movimento. Anche lei non crede a quello che sta succedendo. Non so se era più per il suo tiro, tipo me non entra, oppure per Mbombo che hanno fischiato il fallo. Il fatto sta che si prosegue proprio con un fallo di Mbombo e dunque due tiri liberi per San Matteo, per il bonus. Per Eliseo. Anche il secondo personale. Chiederemo un attimino al VAR. Il VAR preferisce non commentare le ultime chiamate arbitrali. Non commentiamo, noi abbiamo un VAR proprio qui accanto a noi. Primo punto per... sì, Certomà. Viene Certomà, ex del CUS Catania. Siamo a 2. 2 punti per lei. Ex giocatrice del CUS Catania, una delle giocatrici più importanti degli ultimi anni in Serie BC. E c'è un time out adesso sul più 15 per la Rainbow, poco più di 2 minuti da giocare in questo terzo quarto. Io dico 2 parole in questo time out, anche se non ci vediamo. Semplicemente per ricordare una persona, un amico, che diciamo che Rainbow San Matteo è una partita che mi ricorda 1000 gare, perché sono 2 tra le società che hanno un nome importante in questo campionato che si è prodotto per tantissimi anni. E io ricordo in questa partita Pierluigi Mollica, che è stato l'anima del San Matteo, poi Cussunimè per tantissimi anni, che è scomparso nel 2020. Mi sembra giusto ricordarlo perché è una persona che era un signore del basket locale, perché una persona signorile, una persona sempre disponibile, sorridente, che mi ricordo con cui ho spesso chiacchierato durante la pandemia di tante cose di basket anche del passato, e diciamo che lo penso in questo momento e manca. Avrei voglia di averlo qui in tribuna con noi e magari a commentare la fine della partita di questa gara. Un pensiero per lui, che ci stanno a caso, ho detto San Matteo comunque, certo. Sì. E ora pensiero Simona Grillo, torna alla diciamo, mente. che prosegue questa tradizione di San Matteo, che è una delle città più storiche che abbiamo qua nella BC siciliana. E si riprende proprio con la Rainbow dopo i liberi di San Matteo. Vediamo ancora Guerri spampinato, il copione è sempre quello. Adesso dentro per la Manna Licciardello, ancora Guerri, vede spampinato che era messa bene, per il passaggio arriva male, tenta lo stesso la tripla, stavolta però non entra. Mbombo, fallo in attacco di Mbombo, qui la panchina tuona, tecnico, non si sa a chi, ora vediamo. Pensa alla panchina, adesso vediamo se segnalerà Federico Velerano al coach. Sì. Dunque, terzo fallo se non erro per Elisa Mbombo, la panchina di Catania esplode, di Via Grande. Chiaramente in una partita così punto a punto, così nervosa come questo antipasto di playoff di serie BC unica, è chiaro che i nervi possono saltare e ci può anche stare. Tiro libero nel frattempo realizzato, appunto la sanzione del fallo tecnico da parte di Certomà. Si riprende proprio con la rimessa San Matteo proprio per il fallo. Sì, qui fallo di Mbombo nel fatto, quindi semplicemente una rimessa da fondo campo per la formazione peloritana. Vediamo proprio San Matteo che riparte da questo meno 14, vediamo un po' come andrà. Adesso la palla è ancora di Polizzi, la cede a Cascio, ancora Polizzi, ancora Cascio da 3 e qua sbaglia, sì. Sarebbe stato importante segnare questo canestro per Cascio, e invece la palla è ancora della Rainbow, che può ancora incrementare il vantaggio per passare un quarto un po' più sereno. Vediamo la Manna, spampinato ancora la Manna, e qua c'è il fallo nella difesa stavolta di Rizzica, se non sbaglio. Rizzica, sì. Quindi sarà rimessa, non c'è il bonus. No, fa meno falli San Matteo, vediamo 3 falli in questo momento di squadra. La Manna adesso
sbaglia qui il passaggio, intercetta bene Polizzi, che poi però sì, il passaggio è un po' sconsiderato a dir poco. Adesso la mia solidarietà a Matteo Longi, 24 secondi. Assolutamente, oggi partita ostica. Gli ufficiali di campo, vediamo un pochettino la manna. Sì. Il fallo è ancora di Rizzica. C'è cambio per Cosenza, cioè Cosenza entra per Polizzi. Sì. Questi falli prima non li ho visti chiamare molto, forse un po' compensatorio questo fischio, possiamo interpretarla così queste chiamate più che altro. Ci si prepara anche al bonus adesso in favore della Rainbow, stavolta quando mancano 53 secondi alla fine del quarto. La Manna sbaglia il primo. La Giuliana Lamanna, notoriamente non una grandissima realizzatrice dei tiri liberi, oggi ha iniziato abbastanza bene alla linea della carità. La segno questo. La segno. Perché quando noi diciamo una cosa succede il contrario. No, a parte questo, stavo dicendo che ha iniziato comunque bene la linea di carità, stavo dicendo il contrario stavolta. Vediamo che ancora la palla della Rainbow, un bombo adesso fuori linea 3, passaggio per Guerri che però viene intercettato da Rizzica, allora può ripartire San Matteo, ancora con Lombardo, c'è Cascio che si libera esternamente, Lombardo preferisce dall'altra parte certo, ma che vede Rizzica, arresto, tiro per poco qui, Rizzica segna comunque una buona azione da parte di San Matteo. Vediamo, mancano meno di 20 secondi, adesso Licciardello fuori per Guerri, vede Mbombo fuori, c'è Spampinato, libera sola, Guerri la vede, Spampinato, il tiro da 3 e lo mette abbastanza agevolmente, si sblocca Spampinato, qui la palla Guerri ancora, Spampinato il tiro, se avesse segnato sarebbe viene dato, credo venga dato il fallo. Vediamo un pochettino, ho visto un 2 segnato da parte dell'arbitro, sì, c'è il fallo di Lombardo e 2 tiri liberi per Spampinato, arriva tardi qui Lombardo per contrastare Spampinato appunto in questo tiro che sembrava un po' da 3 però effettivamente era ancora in allontanamento, quindi era rimasta dentro. Io avrei detto che aveva fatto il passetto all'indietro per andare a tirare da 3 in realtà. Non sappiamo però i due piedi se erano messi entrambi, insomma un pochettino sporca. Vedremo poi gli highlights di questa partita. Assolutamente sì, quindi adesso Spampinato ha 2 tiri liberi a disposizione, l'occasione di portare sul più 20 la Rainbow in vista di questo quarto parziale di gara. Tanto qua ancora chiacchiere tra il tavolo e Federico Catalano. Dario Luppino gli sta dicendo qualcosa. Probabilmente sulla questione se è finito il quarto oppure no, io immagino. Certo. Se il fischio sia arrivato prima o dopo. Importante questo. Coach Currò chiede spiegazioni, 2 tiri conferma Catalano, dunque. Oggi scontenta entrambe le panchine dell'arbitraggio. Bianca Bonaccorsa, dirigente del San Matteo, appunto dice era già suonato. Sta facendo anche dei gesti che insomma non sono. Allora, secondo me già suonata non lo so, nel senso comunque il tiro Spampinato l'ha fatto e le è arrivato addosso Lombardo, quindi pochi decimi di secondo. Esatto. Assolutamente sì. Il tiro comunque è stato fatto prima del suono della sirena e questo penso di essere stato attento ora. Sì, anche secondo me comunque un tiro buono di Spampinato. Anche secondo me il tiro comunque è arrivato. Un secondo da giocare, sì, gliel'hanno dato, ma è finita la partita. Ok, siamo all'ultimo quarto. Sì, ultimo quarto, altri 2 minutini, ci vediamo per questi ultimi 10 minuti.
Allora, ben ritrovati. Angolo curiosità, Robby. Angolo Reeducational Channel. Eccoci. Allora, senza far scimmiottare, diciamo, Corrado Guzzanti, la situazione è la seguente: il tiro è avvenuto, a giudizio dell'arbitro catalano, qualche decimo di secondo prima della fine del quarto. Perché? Perché non esiste più il concetto di contemporaneità Sirena. tra il tiro, il fallo e la fine del quarto. Dunque comunque deve esserci un rimbalzo. Quindi per 0-0-4, questo abbiamo visto il non libero e sappiamo poi quanto, quel rimanente tempo Esatto. da giocare sotto il secondo. Inizia l'ultimo quarto. Il Channel è finita, vi lascio. Sì, Grazie al VAR. la rubrica, sì, grazie al VAR, la rubrica è finita. Torniamo alla partita e vediamo questi ultimi 10 minuti. Si parte con un fallo subito da Mbombo. Diciamo nel frattempo si parte con 45 punti per la Rainbow, 26 invece per la squadra ospite San Matteo, 19 punti, quindi adesso a distanziare le due squadre. Partita durissima. Eh sì, molto ostica per le giocatrici. Comunque ci sono stati vari falli, alcuni lasciati anche andare, alcuni fischiati. Vediamo adesso un Mbombo con questi due liberi. Lei è a quota 10 punti al momento, vediamo se realizza l'11°. Infatti eccolo qui, più 20 adesso Rainbow, riparte con Melita, San Matteo, adesso Cascio, Lombardo. Vediamo il tiro da 3 di Lombardo, sbaglia ma c'è Melita a correggere molto velocemente e c'è anche il pressing adesso a tutto campo per la squadra ospite. Però abile la Rainbow, le ragazze di coach Catanzaro, a liberarsene subito, e siamo già dall'altra parte con Licciardello. Vediamo Guerri, Lamanna, Spampinato, sempre dall'altra parte pronta a tutto. Guerri adesso la cede alla Lamanna, ma ci sono i 3 secondi di Mbombo. Si era un po' dimenticata di essere lì, evidentemente. Bene, comunque sono i Melita, secondi, 3 secondi. dico, l'impatto comunque di Melita sulla Sì, assolutamente. sull'economia del gioco del San Matteo è veramente ottimo. Sì. Finora. Vediamo adesso il passaggio per Lombardo. Pirillo prova a gestire questo possesso. Certo ma ancora Cascio. Vediamo Certo ma Lombardo da 3 non trova spunti. Adesso però trova Melita da 3. Ferro prova il rimbalzo Certo ma non riesce a bloccare questo pallone e quindi si concretizza con un non nulla l'azione di San Matteo e può ripartire con serenità la Rainbow, forte del suo più 18. Ancora sicuramente anche in tribuna del gioco un po' duro della San Matteo Messina. Grazie alla San Matteo. Sì. Licciardello la manna, pescata, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi adesso per la numero 14 della Rainbow. Quindi Ci sono queste. Certo ma. Sì, no, dico, questo gioco della Rainbow che cerca di pescare internamente. Ora la manna, prima c'era Carambazza. Oppure comunque l'opzione del gioco poi da fuori, Guerri, Spampinato. Comunque una squadra che ha varie opzioni. Sì, ma questo dovrebbe Di un essere anche Bombo l'idea. Jolly. Sì, certamente. Questa diciamo è anche l'idea di coach Catanzaro, della dirigenza della Rainbow Via Grande, quella di avere una squadra che sia ricca nel roster di soluzioni offensive, di soluzioni difensive, che possa esprimere un bel gioco. Oggi non lo stiamo vedendo, in tante altre gare l'abbiamo visto. Lombardo nel frattempo segna 2 punti per provare a dare un guizzo in questo quarto alla sua squadra. Possiamo ridurre dal meno 17, Sì, cercare ridurre di un po' il gap, che se è complicato. Adesso però c'è il fallo subito da Melita. Ancora si danno, diciamo, si battono il 5, le pacche, insomma, ancora San Matteo è in partita, sì, sicuramente non ha mollato, anche perché comunque ancora 8 minuti del basket sono un'eternità. E Cascio però spreca questa occasione. Si ritorna quindi con la palla in maglia Rainbow. Anche perché diciamo che San Matteo che ha degli obiettivi nettamente diversi rispetto alla Rainbow, perché la Rainbow ha obiettivo dichiarato di andare in Serie 2. San Matteo vuole fare un campionato d'alto profilo come ha fatto effettivamente finora. E infatti si ritrova lì in quella posizione quasi appagliata con la Rainbow. Esatto. Una squadra in fin dei conti fatta praticamente soltanto da Messiesi e Regina. Sì. Tiro 3.
comunque vada questa partita la rivedremo ai playoff comunque. Sì. Perché... Tra qualche giorno ci ritroveremo qua. Sarà di nuovo Rainbow San Matteo. Stessa storia, stesso San posto, Matteo Rainbow, se vince la Rainbow come prima partita, insomma, il fattore campo. E poi delucidazione, come sarà andata il ritorno al meglio dei tre? Gara al meglio dei tre, attenzione alla tripla di Guerri che va a segnare. Che c'è? Segna Guerri, altra tripla quindi per la Rainbow. Di nuovo più 20. Melita dall'altra parte, altro guizzo della 29, contropiede efficace. Quindi si ritorna almeno 18 per San Matteo, viene chiamato il time out. Sì. Un minutino adesso. Diciamo un secondino, mette questa sera formula sì. per concludere la discussione. Dunque al meglio delle tre gare si giocheranno Aiavatin, Stella Palermo e Rainbow contro San Matteo. Le due vincenti si sfideranno in finale sempre al meglio delle tre gare. La vincente andrà agli spareggi interregionali per andare poi in Serie A2. Ci fermiamo per qualche secondo. Allora, mentre eravamo in pausa io e Robby ci facevamo i fatti nostri e parlavamo proprio di queste formule che cambiano nel basket. Infatti gli chiedevo proprio questo, cioè l'andata e il ritorno, questa formula che negli ultimi anni è stata presente nei campionati di basket femminili e maschili, ora sta un po' abbandonata. E meno male, direi, perché diciamo che dal punto di vista cestistico la formula andata e ritorno è una cosa abbastanza brutta. E la Rainbow peraltro ci ha perso una finale per la Serie 2 con questa formula andata e ritorno contro Brindisi. Pareggiò in casa, perse in trasferta o viceversa, non mi ricordo onestamente, però di veramente di poco e non riuscì ad andare per questa cosa della ritorno, è veramente terribile. Ottavo punto per Sì, anche questa cosa del pareggio del basket. Mamma mia ragazzi, inguardabile. Sì. Mi ricorderò sempre una finale di prima divisione, non dico le squadre perché sennò ci si può pensare, in cui l'arbitro non sapeva della questione che ci fosse un'andata e ritorno con parità di pareggio e fece giocare un supplementare che si concluse di 1. Come finì quella storia? La serie finì che comunque vinse la squadra che perse, mi pare, quel supplementare. Una partita di ritorno. Però quindi non hanno dato valido il supplementare? Non l'hanno dato valido il supplementare. Però ma nessuno. Cioè, scusate. Altra tripla di Guerri nel frattempo, scusate. No. Il supplementare lo diedero valido in realtà. Fu valido quel supplementare. Però non inficiò comunque il risultato finale. Ho capito. Siccome finì di 1, non era così grossa differenza. E il ritorno poi finì di 8, di 10, non mi ricordo. Ok. In quella partita giocava il mio caro amico Alessio Cimino, che saluto. Ma strano comunque, cioè nessuna delle due squadre sapeva niente. Ma ci fu un momento di confusione totale, ha deciso, l'arbitro ha deciso, fece rientrare la squadra di spogliatoio, una storia un po' particolare. Sì. Nel frattempo, basket siciliano. Sì. Nel frattempo Ingrassia segna 2 punti per San Matteo. E quindi siamo 55 Rainbow, 34 San Matteo, vediamo la manna. Ferro prende il rimbalzo, la cede fuori, Licciardello, altro giro, altra corsa, Guerri, vediamo un secondo il palleggio, Cascio non arriva a prendere questa palla, spampinato da casa sua, Ferro, però la palla è ancora in mano Rainbow, rimbalzo in attacco di Licciardello che si ritrova la palla fra le mani, la cede ancora spampinato, Guerri dentro per la manna, che subisce fallo da parte di Cascio. Quindi saranno 2 tiri liberi per la manna, mancano meno di 5 minuti adesso alla fine di questa partita, rientrano Cosenza e Polizzi per quanto riguarda San Matteo e rientra Carambazza con un fallo ancora da spendere, però giustamente il coach Catanzaro a questo punto entra, devi fare in panchina, gioca, dai. Come diceva coach Gianmarco Pozzecco ai tempi dell'Orlandina, giocate e divertitevi. Sì, penso io la base comunque dovrebbe perseguire per questi obiettivi. Lo so, non è per tutti, alla fine poi ci si offusca un po' la mente quando si entrano in determinate dinamiche, dovrebbe essere così. Come commentavamo,
Io, tu e Lollo Santuccio non troppo tempo fa. Coach Carter, ne abbiamo tanti in giro. Sì. Che a volte dovrebbero anche. Non è necessario. Sì, i coach Carter ce ne sono tanti. Ma adesso c'è un tocco che poi favorisce Guerri e quindi ancora possesso Rainbow. Nel frattempo più 23 per la squadra di casa. Ancora con comunque il quintetto buono, possiamo chiamare il quintetto iniziale quasi. O forse è proprio questo, è stato il quintetto iniziale, ora che ci penso. Ma sì, ma anche perché comunque bisogna provare i playoff. È giusto che chiaramente coach Catanzaro continui a dare fiducia ai suoi titolari, anche se non hanno ancora giocato varie ragazze del roster. Solo Licciardello poi è entrata dalla panchina. Praticamente sì, perché Tosti, solo Giacobbe, 25, Amico, tutte rimaste sedute. Tutte rimaste sedute. Bagliani non può giocare perché è infortunato. Amico problemi. No, si è scalato. Solitamente ha giocato i suoi minuti, vediamo la partita registita diversamente, forse in vista degli playoff. Vediamo adesso la palla 2, palla Rainbow. Meno di 4 minuti adesso alla fine della partita, più 23 ancora per la squadra di casa. Vediamo, probabilmente ora inizieranno un po' di cambi con le ragazze in panchina. Anche se sono tenuti fermi e si sta riscaldando, quindi probabilmente lo si avanti. Sì, se la stanno godendo un po', la panchina, il venerdì sera, l'abbiamo detto, e anche questo. Spettatori non paganti. Friday night, signori. It's Friday, e qua ennesima palla rubata di Guerri, che però non riesce a segnare, si sfoga sul muro. materassino, sul muro, immagini, fuori Guerri. Materassino post canestro. E ora saranno 2 tiri liberi per lei. Nel frattempo si prepara il cambio Licciardello, sempre la nuova, no, Licciardello, la numero 5. Avanti con cambi su cambi, giustamente. I cambi, sì. Questo rimescolamento, vediamo chi esce, forse il cambio è sul tiratore, vediamo, perché Guerri forse non è mai uscita. Guerri credo non sia mai uscita, hai ragione, ha fatto praticamente finora 37 minuti. Sì. Perché poi la Manna è uscita solo per la lentina, se non sbaglio. Spampinato è uscita per la lentina e non. Bomba è uscita, sì, Caramazza per i falli. Guerri penso sia l'unica. Si appresta, infatti, vediamo. Sì. Esce Guerri, riceve anche l'applauso da parte del pubblico, della panchina 12 punti e di tutti, sì, comunque oltre i punti, che comunque 12 punti, la tripla o le triple, le triple, 2 triple più una serie di palle rubate, insomma la gestione in attacco. Diciamo che attacco all'attacco. Okay. Sì, la spinta di ingressia. Sì. Cioè, le palle rubate di Guerri stanno diventando qualcosa di leggendario. Sì, assolutamente, no, comunque ottima forma, come dicevi tu, da parte del numero 4 della Rainbow, che sia in attacco e in difesa comunque sempre presente. Ed è con Spappiato forma anche questa bella coppia di esterni. Esattamente, che si completano a vicenda. Sì. Sono state, hanno, se non ero, anche giocato assieme a Priolo in passato, dunque si conoscono molto bene fra di loro. Nonché 2 delle primizie del basket di questo lato della Sicilia, del lato orientale. Chi? Sia Spampiano che Guerri, diciamo 2 dei giocatori più importanti che abbiamo sul panorama locale. Sì, comunque certo, sono qua e lo dimostrano ogni partita. Esatto, quindi un tiro libero, è solo un tiro libero soltanto, quindi tecnico, scusate. Forse. Ma mi ricordo male io o. Comunque. Oh my God. La confusione continua, nel frattempo. Era un po' in attacco, dunque questo tiro libero non andava fischiato. A meno che non ci fosse stato un tecnico di cui non ci siamo accorti. Ci siamo persi un tiro libero. Il VAR conferma che c'è stato un tecnico alla panchina per protesta. Ok, scusate. Quindi ci abbiamo capito poco, chiediamo perdono umilmente. Avete anche i telecronisti del venerdì sera? Sì, sì, siamo l'atmosfera comunque è quella un po' per tutti. Mancano nel frattempo. Sì, il periodo comunque. Ci ha provato, spampinato sullo scadere. Si lamenta un po' con Licciardello, forse per il timing non rispettato. Ed ecco che è una novizia. Entra Costi. Si prepara a entrare proprio Costi per Bombo. Anche lei ha applausi da parte del pubblico. Diciamo mancano 3:26 ormai da giocare alla fine di questo quarto. Il punteggio è 59 Rainbow, 34
San Matteo 25, adesso sono i punti, sono tanti, soprattutto perché manca sempre di meno alla fine. Ricordiamo che in questo momento non dovrebbero solo recuperare quei 16 punti, ma farne altri 11, quindi in realtà è un meno 36 in vista della classifica. Sono tanti punti, sì, diciamo che la partita si sta indirizzando verso quel binario che vede la Rainbow vincente. Qui altro fallo di Vesa Rainbow. Sì. Fallo fiscale. Non ho visto onestamente la simulazione, ma il terzo fallo. Certo, ma prova contro Costi, si prende pure il fallo. Primo fallo di Costi dopo pochi secondi sul campo da gioco. Contenere Certomà. Certomà non segno tantissimo, 5 punti, meno di quelle giocatrici che ti possono mettere anche il ventello in maniera tranquillissima. Poi anni abbassano un po' le percentuali, ma ai tempi in cui giocava la Viola, Reggio Calabria, con la squadra femminili Regina, era sempre uno spauracchio per le sue catanesi. Sì, oggi ha giocato anche con meno continuità, ho visto che è entrata e uscita più volte. Vediamo adesso Costi, prova a prendere questa palla, riesce, la Rainbow riparte, vediamo Spampinato, la manna, ancora Costi, fuori per Licciardello, preferisce il passaggio e alla fine bella azione qui della Rainbow, passata fra le mani di tutte le giocatrici praticamente. E poi importante il triangolo Licciardello, Carambazza, la manna e conclusione, fallo, canestro e tutto. Brava Giuliana, che credo che sia la prima volta oggi che riesce a trasformare e prendere lunetta, e dunque avrà possibilità di... vediamo se c'è anche il 2+1. C'è. Yes. Quindi 3 punti totali per la manna, che arriva a 9 punti. Qua grande recupero di Costi, ormai di Costi. Non so se sia venuto nella registrazione perché stavo sistemando il punteggio. Però sì, Costi è entrata bene in campo. 2:30 da giocare, adesso recupera di Spampinato che appoggia facilmente al canestro. Altri 2 punti per lei e siamo a 17 punti per la numero 10. Una certezza alla fine, poi alla fine dei conti, una certezza. Spampinato sempre e sì, comunque sì, sempre Giulia e comunque Giulia unica. Contesa nel frattempo alla trattenuta, la palla 2. Se non sbaglio è palla San Matteo. No, palla Rainbow, è stata prima San Matteo. Era stata prima San Matteo, ok. C'è stata una serie di palle trattenute oggi sono sprecate. Si prepara a entrare nel frattempo Lombardo di nuovo per San Matteo. Nel frattempo attacca la Rainbow, adesso Spampinato gestisce lei, fa le veci di Guerri, prova a girare la palla Costi, Licciardello ci pensa da 3, solo ferro, Carambazza, peccato, anche lei sconforto, tanto sconforto oggi, vari errori sicuramente dettati da 1000 cose, anche perché ci sono stati momenti positivi e negativi che sono poi compensati alla fine di tutto. Alla fine Carambazza al momento 9 punti, infatti qualche errorino qui e lì, ma anche lei era verso i 20 punti tranquillamente. Poi c'è stata anche l'uscita per i falli, comunque ci sono molti minuti in panchina. La giocatrice va in doppia cifra, la giocatrice ha giocato a Göttingen in Serie A, ha fatto vedere già l'altra volta contro Unimè le sue qualità. Oggi chiaramente mani addosso, tanti falli appunto commessi e chiaramente è stata un po' bloccata la sua partita. Sì, 2 punti liberi proprio per Carambazza, quindi siamo sul più 30, 66 Rainbow, 36 San Matteo. Sì, adesso vediamo questi ultimi poco meno di 2 minuti, c'è il recupero nel frattempo ancora della Rainbow che non si stanca mai. Spampinato prova a gestire adesso il tempo e l'azione di gioco. È giusto così. Sì, vediamo Costi, la manna si gira, vedi Spampinato da 3, il tiro per poco, Spampinato ci prova ancora da distanza notevole, niente da fare, solo il ferro per la numero 10. Vediamo adesso gestione della palla, Cosenza prova a trovare Ingrassia dall'angolo, niente da fare, rimbalzo di Lamanna e si va verso l'ultimo minuto di gioco.
La manna ancora per Licciardello, si gira, c'è Spampinato ancora. Giro palla, Costi non si prende il tiro, preferisce gestire questo possesso. Bella qua, altra azione, Licciardello carambazza la manna, questo triangolo efficace. La manna va in doppia cifra pure lei. 11 per 11 punti. 35 secondi adesso. Cosenza prova l'ingresso, stoppata di Carambazza. Della serie non era necessario, però Carambazza si è ritrovata lì la palla. Giusto così, Quindi anche perché stoppata per lei. azione del match, bellissima circolazione di palla, alla fine alto-basso tra Carambazza e la manna che va a canestro, va anche in doppia cifra. Ogni tanto in questa partita abbiamo visto anche delle cose belle, e questa sicuramente è la perla della gara. Funziona il gioco della Rainbow. Finisce qui il possesso e forse anche la partita, perché mancano Ultima azione. 21 secondi, sì, sarebbe l'ultima azione, ma non Esatto, penso che palla a terra, ci sia modo di giocare, non penso abbia senso. Infatti Spampinato passa la linea e si ferma. Finisce così la partita, l'ultima appunto non in ordine cronologico, però l'ultima nel senso, non in ordine di giornata, perché questo era un recupero, ma l'ultimo in ordine cronologico. 68 Rainbow, 36 San Matteo. Alla fine per le interviste. Esatto. Quindi alla fine secondo posto Rainbow in classifica, terzo posto San Matteo. Leggo brevemente: Guerri 12, Ricciardello 5, 11 Imbombo, 17 Spampinato, 11 La Manna, 11 Carabazza, 5 Certomà, 8 Cosenza, 4 Ingrassia, 4 Lombardo, 11 Melita, 3 Polizzi, 2 Rizzica. Noi ci fermiamo adesso un secondo per andare a fare delle interviste post partita.
Diana, buonasera. Ci dobbiamo commentare questo anticipo di playoff, avete vinto largamente, però non è stato un granché di partita, diciamo la verità. No, abbastanza bruttina, a tratti cose carine, però dobbiamo sicuramente giocare con più calma, serenità e con la testa soprattutto. Avete fatto però tantissime prove, penso, in vista anche del playoff. Cioè, ho visto tanti Sì. schemi, ci provavate comunque a giocare, anche se non voleva entrare in alcuni momenti la palla. Sì, noi abbiamo provato quasi tutto. E poi ovviamente la partita si è messa come si è messa e quindi abbiamo arrancato un po', diciamo, soprattutto nei momenti difficili, però è andata. Tu personalmente come ti senti adesso che sei entrata in corsa, diciamo, dopo l'esperienza a Valencia, adesso com'è la situazione? No, mi sento bene, per fortuna, diciamo, la pausa dei 2 mesi per via del Covid mi ha aiutato a rimettermi in forma e al passo delle mie compagne, che comunque mi hanno aiutato, anche prima Maili, ora Giovanni. Con Giovanni stiamo facendo un gran lavoro fisico e quindi mi sento abbastanza bene. Benissimo, Gianni, ti ringrazio, ci vediamo per il playoff. Ciao. Adesso vediamo coach Canzaro, probabilmente? Sì, ok. Gianni, ciao, buonasera. Buonasera, ciao. Questo anticipo playoff vinto largamente, però commentavamo con Giuliano, non avete brillato oggi, c'è stato qualcosa che magari non è andato. No, assolutamente non abbiamo brillato, c'è stato qualcosa che non è andato e che fortunatamente abbiamo visto, perché gli errori si vedono contro le squadre forti. E quindi stavo per dire, ora abbiamo tempo per allenarci, in realtà non è così perché riniziamo subito con i playoff, però il tempo è quello, in quel poco che abbiamo cerchiamo di sistemare, di limare queste cose. Queste cose che però comunque ho visto che hai fatto girare praticamente le 6 titolari, hai visto un pochino di soluzioni diverse, anche quando Carambazza si è caricata di falli avete avuto delle soluzioni anche offensive. Sì, Vicky deve capire dov'è, nel senso il campionato che sta giocando, la fisicità che c'è in questo campionato, che non è sicuramente quella magari dove era abituata a giocare, per cui deve rendersi conto e capirlo subito come andare e come fare. Però sì, abbiamo anche altre soluzioni, Vicky è una che deve rinforzare la squadra, non è la squadra, quindi abbiamo altre soluzioni che oggi hanno fatto il loro e va bene, insomma, siamo abbastanza contenti. Una Guerri che secondo noi è sempre più in forma, anche oggi secondo noi è meglio in campo. Ma Giorgia è come il vino, più invecchia e più migliora, ma invecchia non nel senso d'età, poverina, perché è giovane, che più si allena, più insomma va avanti la stagione, più lei entra in forma. Per cui sicuramente ancora può migliorare, me lo auguro ovviamente, e vabbè, insomma, buona partita. Benissimo, dunque ci vediamo a breve per commentare la stessa partita, esatto, però con un altro, con un'altra etichetta playoff, con un'altra etichetta, sicuramente. Come si dice in questi casi, i playoff sono una cosa a parte, la regular season è finita, archiviata, e siamo arrivati secondi, va benissimo così, adesso cominciamo a giocare sul serio. E dunque buona Pasqua a te, adesso ci vediamo presto. Ci vediamo presto, grazie. Ciao. Sentiamo anche il presidente Carmelo Ricciardello. Presidente, buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Passiamo a schiera soltanto per l'intervista ovviamente. Presidente, secondo posto in classifica alla fine della regular season, una squadra che comunque gioca e sta interessando moltissimo i suoi spettatori, come la valuta questa prima parte del campionato? Siamo all'ultima partita del campionato e quindi domanda pertinente. Prima di fare le valutazioni della partita vorrei ringraziare tutto lo staff che hanno veramente fatto tanto e da niente siamo arrivati secondi. Abbiamo organizzato tutta una squadra, tutto uno staff che veramente ci ha dato soddisfazione. Oltre ai dirigenti, per una questione di tempo volevo ringraziarli uno per uno, però come se lo fosse. Voglio ringraziare la ragazza e la squadra che hanno dato tutti, ci siamo rinforzati prendendo una ragazza veramente in gamba, ci rinforzeremo con altri per affrontare i playoff e cercare di avere quest'anno il massimo. C'è un altro colpo di mercato che arriverà, che ancora però non è stato rivelato, diciamo. Sì, ci stiamo lavorando e penso che in settimana arriverà. Ci stiamo preparando veramente alla grande per arrivare ai massimi per quello che ci è consentito quest'anno. Io mi auguro che veramente puntiamo in alto. E questo per avere l'anno prossimo a Via Grande il pubblico che possa venire a seguire tutte le partite. Immagino. Quello appuntamento alla inaugurazione, perché io mi auguro che le finali le faremo nel nostro campo, nel nostro paese,
per cui avremo un pubblico veramente che ci sarà vicino, per cui è una forza in più, un personaggio in più, una ragazza in più. Perfetto, allora ci vediamo a Via Grande, grazie mille, buona Pasqua anche a lei. Buona Pasqua a tutti. Sentiamo infine la capitana del San Matteo Messina, Simona Grillo, un secondo vado a recuperarla. Niente, tu mi racconterai qualcosa. Adesso siamo in diretta. Buonasera Simona Grillo, ciao. Buonasera, ciao. Allora, avete lottato con le armi coi denti, con le unghie, con tutto quello che potevate. Tanto per cominciare, come sta Manuela Raffaele? Che ho visto che si è ripresa in piedi. Allora, lei secondo me ha avuto anche, si è spaventata perché martedì Elisabetta Scardino si è fatta male allo stesso modo. Ah, ok, quindi in difesa, mentre che difendeva si è fatta male, quindi lei ha avuto paura anche per questo. Speriamo niente di grave per entrambi, perché Elisabetta già ora cammina, va bene, quindi speriamo anche per Manuela Raffaele. Esattamente, comunque questa via per i playoff penso che sia un risultato che vi gratifica della stagione fatta finora, quel terzo posto. Sì, ma infatti noi siamo tutti contenti e loro ovviamente per me sono la squadra più forte, anche se ti devo dire la verità, oggi non è che mi siano piaciute tantissimo. Noi ovviamente abbiamo giocato non con lo stesso atteggiamento di sabato scorso, detto che ovviamente sapevamo che contro le Scifine è stata una partita così no, anche per voi. Là ovviamente noi eravamo entrate contro le Scifine, eravamo entrate come se avessimo già vinto prima di entrare in campo. Qua ovviamente cambiando l'avversario di tutt'altro calibro, ovviamente siamo entrati con il coltello tra i denti. Esatto. È stata molto fisica, cioè ce le siamo date. Sì, esattamente. Tanti falli, tante situazioni. Sia noi che loro. Esattamente. Sì. E tantissimi errori da entrambi i lati, di tiri facili e quelli difficili invece entrambi. Praticamente. Da sotto abbiamo sbagliato noi, ma anche loro ho visto che hanno sbagliato anche loro. Vabbè, vediamo. Cosa dovrete fare nei playoff per cambiare questo trend? Noi ora speriamo ovviamente 2 giorni di riposo. Quello sì, sicuro. Quindi buona Pasqua, buona Pasquetta, giustamente. Sì, buona Pasqua e buona Pasquetta e poi martedì di nuovo al lavoro. Benissimo, grazie mille Simona. Niente, Per il resto. brevi. Ciao. Ci vediamo fra 2 settimane, la settimana prossima, mi sa. Sì, perché Esatto. loro vengono da noi non so quando e poi... No, gara 1 è qua al Palagalermo, esattamente. Di giovedì sicuramente, poi loro vengono da noi tra sabato. Esattamente. Quindi, come diceva Simona, non sappiamo bene ancora il calendario che dovrà uscire. Vi ringraziamo, Alessandro viene da questa parte, vi salutiamo tutti quanti per averci seguito, grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, buona Santa Pasqua. Ci ritroviamo. Il chirichetto quindi... Alessandro ha parlato. Sì, l'ho fatto il chirichetto, sai. Bravo, comunque, vabbè, quindi settimana prossima. Settimana prossima ci rivediamo per Rainbow San Matteo qui al Palagalermo per queste finals di Serie BC unica. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao, buona serata. Buona serata. Ciao.